e fare la sera andiamo a Certo, sa di essere libero, a spiegare a zona franco urbana, un ci levano i tasse, a cosa può fare l'impresa, Ma in casa uno fa fra pagare. casa popolare lei dice. No, magari case che non sanno il resto. Io là a casa ti ho rubato, mi sbagliavo un sacco di soldi e allora stamattina mi restavo con piantarello. Rubare scalo, rubare trappo e sbagliare a casa. E non lo so, magari se lei non ha a fare, su sente. Ora mi senti, ora va là su paracco, che paracco. E magari se... paracco non fa già, che un'arma chiamiamo. Ah, vabbè, sa che venno, magari ci fanno pugliare fuori. Vabbè, arrivederci. Arrivederci. Bene, la tenute. Bene, signore e signori, ci troviamo al Teatro Eschilo, come avete potuto vedere c'è già un dispiegamento di forze per la sicurezza perché niente po' di meno che alle 17, ovviamente con un anticipo sul ritardo di un'oretta circa, verso le 18 meno un quarto circa, arriverà il Presidente alle ore 17. E ora ci addentriamo verso il Teatro Eschilo. Signor Sindaco. Ciao. Come potete vedere c'è Giorgio Albertazzi. Giorno martedì 11, cioè non è che alle volte vi pare che qua siamo dei Mao. Giorgio Albertazzi. Buonasera. Com'è? C'è un'area riservata ai giornalisti, ai freelance? Si può fare un giro che mi cerco la postazione nel frattempo? Grazie. Bene, noi ci andiamo a cercare la postazione. Anche tu prepari postazioni, No? Bene, perché se ci riusciamo cerchiamo una presa perché c'ho pure il caricabatterie, così non abbiamo più problemi che ogni volta si scarica la batteria. Commercialista come si sta organizzando per la zona franco urbana. Va bene, sono quasi le 6, mi dovete scusare, ho sbagliato, sono quasi le 6, però diciamo grazie al discorso del montaggio, anche se ritarda per voi è puntualissimo, infatti eccolo qua, ciao, non ci sono le persone che mi salutano, eccolo qua Rosario Concetta. Io ho detto che in passato la città di Gela ha avuto anche dei contributi molto più importanti, quindi eravamo obiettivo 1 e zona di crisi abbiamo avuto tra il contratto d'aria, il patto territoriale, 488, grandi risorse spese nel nostro territorio, ma a mio modo di vedere non avevano la stessa utilità di quelle che oggi possono avere per i piccoli imprenditori, quindi questo rapporto sicuramente questa differenza va sottolineata per le piccole attività, per gli artigiani, per anche i giovani o le donne che per quello che hanno le nostre possibilità noi abbiamo voluto dare un indirizzo preciso. Giovani, nuove attività e donne. Ecco, queste che rappresentano una parte debole in un momento di grande debolezza delle imprese e delle attività produttive avranno un'ulteriore quota di riserva. Oggi i nostri uffici sono veramente all'altezza della situazione, all'altezza di quello che il momento, dico con orgoglio che il tempo di permanenza media delle pratiche del nostro SUAP è di circa 20 giorni, che abbiamo attrezzato 2 nuovi sportelli per rendere operativa la zona franca e eventuali problematiche relative all'individuazione delle aree. Questi nostri uffici e questa attenzione che già sono tanti e aiuteranno molto gli imprenditori. Abbiamo tutti tanta paura per il momento di crisi, ma questa è una grande opportunità, veramente un'opportunità concreta, una grande opportunità. La zona franco urbana parte con un bando nazionale, siamo stati bravi e abbiamo vinto grazie agli uffici competenti, la storia la conosciamo un po' tutti. La
la zona franca urbana poi a un certo punto si ferma, o meglio, viene in qualche modo scippata da un governo che, non voglio dire nella realtà assoluta, che poi è il governo Berlusconi. Però questa occasione bisogna, diciamo, utilizzarla al meglio con l'impegno di tutti. Un'attività che è svolta al di fuori della zona franca può benissimo delocalizzarsi, può benissimo mantenere dov'è l'attività e istituire una sede locale, una unità locale e quindi utilizzare nel rispetto appunto di determinati parametri le agevolazioni, della possibilità di compensare con i debiti che vengono appunto pagati in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, in occasione del pagamento dell'IRAP, in occasione del pagamento dei contributi previdenziali per gli dipendenti dello Stato. Quindi c'è una possibilità di compensare con il modello F24. Questa potrebbe essere un'opportunità per decidere di non chiudere attività e quindi di continuare utilizzando questo credito d'imposta e quindi questa diminuzione. Io ritengo che intorno a 15-20.000, 25.000 euro per ciascuna impresa c'è questa possibilità, quindi è sempre una somma interessante. Allora, buonasera a tutti, ciao a tutti. Partiamo dai fatti. Noi allora come comune nel 2008 partecipammo a un bando sulle zone franche urbane e la nostra amministrazione si collocò al secondo posto in tutta Italia. Nel 2009 il CIPE approvò il progetto e da allora non si finanziò mai per tutta l'Italia. Con l'INCA abbiamo cominciato a lavorare su questo progetto. Bene, noi siamo riusciti a far sbloccare il finanziamento nazionale non soltanto per la Sicilia ma per tutta l'Italia, quindi possiamo dire che da Gela è partita una proposta, quella delle zone franche urbane, che è diventata una misura nazionale. I fondi che noi abbiamo in assoluto investiti sono di gran lunga superiori a tutte le altre regioni d'Italia. I fondi che noi abbiamo in assoluto investiti sono di gran lunga superiori a tutte le altre regioni d'Italia, per il semplice fatto che nelle altre zone del paese le zone franco-urbane si sono finanziate in un numero estremamente ristretto con i soliti fondi nazionali. In pratica, se noi avessimo dovuto accettare l'ipotesi del governo nazionale per il debito, le zone franche urbane in Sicilia sarebbero fatte con 35 milioni di euro divisi tra Gela, Librino ed Erice. Io ho voluto fortemente non solo sbloccare la situazione di Gela, ma sbloccare anche la situazione di tutte le altre realtà siciliane e in ultimo, quando Letta è venuto a Lampedusa, sono riuscito a far inserire anche la zona franca urbana di Lampedusa, per cui a fronte di 13 zone franche urbane ne abbiamo creato e le previsioni che noi abbiamo fatto. Vivo con angoscia questa storia del MUOS, ma se un ente che è deputato a dare un parere ed è l'Istituto Superiore di Sanità dice che quella installazione non supera i limiti leggi, come succede agli impianti del petrolchimico, non è che fanno bene gli impianti. Ma come mai non ha dato retta ai suoi tecnici, visto che praticamente li hanno Allora, nominati lei? scusate, perché il parere del mio tecnico è un parere di parte mio. Poi non è che significa che fa bene, assolutamente, non sono coloro che sostengono che faccia bene. La Regione non autorizza il MUOS, la Regione dà il parere ambientale. Io ho bloccato il parere ambientale del precedente governo. Qui ci vuole una legge nazionale, ma tutti questi tempi che sono molto caratterizzati nel fare l'attacco a crocetta, nessuno di questi gruppi politici ha presentato una
una legge a livello nazionale, perché quando prima di cade ci sono andato solo io e gli altri non lo fanno. E allora, questa è Come mai ha provocato un giorno prima della pronuncia del CGA? che io vi consiglio ancora di rivolgervi ai vostri referenti politici per fare quello che si chiama per fare i dove bisogna finire e dire che questa cosa la regione c'entri minimamente. Io ho solo tentato di impedire quell'installazione, non ci sono riuscito perché non ne ho i poteri di legge. Concedete altro. Allora, oggi abbiamo giustamente già fatto diciamo, il nostro focus di zona franca urbana, zona franca legalità. Contemporaneamente all'avvio delle zone franche urbane abbiamo in questo momento incardinato in terza commissione attività produttive il testo unico attività produttive, che in questo momento potrebbe essere uno strumento legislativo utile al consumatore e al commercialista di turno anche per l'orientamento della stessa impresa nell'individuazione dell'investimento e anche nell'individuazione di quelli che possono essere i leader procedurali amministrativi per accelerare e anche comunque avanzare nei lavori anche con più chiarezza, con più trasparenza e anche con più velocità. Per quanto riguarda la zona franca legalità, voi sapete benissimo che la zona franca legalità è una best practice di casa nostra, cioè di questo territorio, cioè che nasce proprio dal cuore di Gela, nasce proprio dal coraggio di questo territorio, dagli imprenditori di questa nostra provincia, nasce con forza anche dalle istituzioni che insieme agli imprenditori, insieme ai sindacati, quindi è un progetto dei lavoratori, delle imprese, delle istituzioni che è dell'associazione Tirana in primo ordine, che vi ricordo che manca peraltro il primo presidente del tavolo unico di regia che ha lanciato il progetto Zona Franca Legalità è il nostro presidente Crocetta, quindi diciamo che abbiamo anche questa titolarità nell'aver prodotto un progetto che oggi realmente concretamente si realizzerà. Utilizzeremo la Zona Franca Legalità come strumento operativo e di defiscalizzazione attraverso i ricorsi. La parte che riguarda le start-up, perché come ha detto il Presidente Crocetta, la grande novità della zona franca urbana diventa creativa nel momento in cui le città riusciranno ad utilizzare lo strumento zona franca urbana abbinato con le opportunità che dà il piano giovani. Nella zona legalità metteremo pure delle misure per le start-up sempre per l'attività di accompagnamento binario alle attività imprenditoriali per i giovani. Da una parte strumenti legislativi più veloci e semplificati per aiutare e sollecitare di più il giovane a non desistere e a investire, dall'altra parte dare anche quelli più giusti in termini economico-finanziari, quindi in questo caso anche con le start-up. Poi un'altra cosa che è sempre riferita sia alla zona franca legalità che alla zona franca urbana, insieme all'assessore Scilabra e all'assessore Cartabellotta abbiamo predisposto un protocollo che verrà firmato nei prossimi giorni ed è un protocollo di collaborazione e di azione nelle attività che riguarderanno piano giovane, zona franca urbana e zona franca legalità, nel senso che noi mettiamo insieme l'expertise dell'assessorato all'agricoltura, attività produttive e l'assessorato alla scuola e alla formazione per fare i famosi matching, e questo è importante perché stiamo utilizzando questa sinergia per rendere ancora più efficace e più, tra virgolette, anche semplificata l'attività di gestione di questi strumenti. Nel vostro caso voi abbiamo la possibilità di poter utilizzare una vostra concittadina, la dottoressa Veseliardi, che si è occupata di questa attività sulle zone franche urbane, e peraltro noi abbiamo già deciso nel caso di Gela di aprire proprio uno sportello operativo incardinato anche per la stessa Camera di Commercio. Quindi questa idea di aprire uno sportello, perché per me è importante aprire uno sportello via tutto Gela? Proprio perché dobbiamo concertare tutti questi strumenti, tra cui anche la zona franca legalità, quindi vorremmo proprio una base operativa in modo tale di avere
sempre una presenza del Dipartimento 1 per volta a settimana qui a Gela e utilizzo comunque uno sportello collegato al Dipartimento Attività Produttive. Peraltro vi informo che abbiamo creato al Dipartimento Attività Produttive una pagina Facebook che si chiama Zona Franca Urbana Sicilia. Questa pagina Facebook verrà monitorata e aggiornata ogni giorno appunto, ed è collegata con un link anche con il sito del Ministero, in modo tale che i nostri esperti che controlleranno e staranno in contatto anche in modo particolare con i giovani, però piuttosto spero che veramente i territori sposino questi strumenti in modo efficace ed intelligente, anche per dare più opportunità ai giovani. Rispetto all'occupazione, guardate che chi si insedia in zona franca urbana, anche se viene da fuori, è obbligato per legge ad avere il 30% di manodopera locale. Le imprese non possono venire qua solo per avere vantaggi fiscali, per intenderci. Allora, l'istanza può essere presentata già con decorrenza 5 marzo e il termine ultimo è il 23 maggio. L'istanza va presentata andando sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, digitando www.mise.gov.it. Se noi abbiamo l'esigenza di modificare qualcosa, possiamo reinviare l'istanza, non annullare, si rinvia una nuova istanza. Nei prossimi 15 giorni, forse già la settimana prossima, ci sarà un seminario ancora più tecnico con i rappresentanti della Regione e del Ministero e si potrà anche andare oltre nell'approfondimento di quello che abbiamo fatto. Uno strumento, ripeto, sicuramente trasparente, che non può favorire gli amici e che potrà dare da subito un aiuto concreto. Bene signori, come avete potuto vedere ce l'abbiamo fatta. A voi la linea in studio.